E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ragazzi, il mainstream è meraviglioso, i nostri intellettuali, i nostri analisti, i nostri esperti sono meravigliosi. Fino a stanotte, infatti, Donald Trump era un pazzo che minacciava l'apocalisse nucleare. E questo lo hanno sostenuto seriamente, anche andando contro le esplicite dichiarazioni della Casa Bianca, strumentalizzando e ribaltando le dichiarazioni del ministro Crosetto sul pericolo nucleare. Si riferiva agli ayatollah, ma Trump era un pazzo che stava per premere il bottone della fine del mondo. Questo hanno seriamente sostenuto, ricamando anche su una frase oggettivamente infelice di Trump. In Iran, tanto per essere chiari, non c'è nessuna civiltà da cancellare. Al massimo c'è una straordinaria, millenaria, ricchissima civiltà, quella persiana, ostaggio di una banda di tagliagole nazi islamici, quindi al massimo c'è una civiltà da liberare. Ma al netto della anche irricevibilità di certo linguaggio trampiano, di colpo, senza soluzione di continuità, è appena uscita la notizia della tregua per trattare un accordo in 2 settimane, Trump è diventato un inaffidabile, un perdente, perché fa l'accordo e l'accordo segnerebbe la sua sconfitta. Quindi prima è un pazzo perché non ipotizza nessuna tregua e anzi gioca con l'apocalisse nucleare. Poi implementa una tregua, getta le basi per l'esplorazione di un accordo e ha sbagliato ancora. Perché è un perdente, uno che fa retromarcia, un inaffidabile. Capite che non c'è più nulla, ma non di oggettivo, neanche di onesto intellettualmente. Non siamo più nell'ambito del giornalismo, figuriamoci dell'analisi. Siamo all'interno della bolla di isteria anti-trampiana. Se vogliamo uscirne un attimo, dovremmo avere chiaro cosa ha fatto Trump. Trump ha applicato la cara vecchia teoria del pazzo, del madman, che non è una cosa che ha inventato lui ieri mattina. È una postura presente nella storia americana. Il precedente più clamoroso è quello di Richard Nixon. Cosa dice la teoria del pazzo? Dice che suggerendo al tuo avversario che tu sei così sconsiderato e scriteriato da valutare anche appunto mosse apocalittiche, mosse da fine di mondo, mosse che cancellano il tavolo più che ribaltarlo, non potendo escludere questo, il tuo avversario deve ammettere forma dell'accordo, perché l'alternativa potrebbe essere di gran lunga peggiore. Questa strategia del pazzo è quella che per esempio adottò appunto Nixon col Vietnam del Nord, per fargli firmare i famosi accordi di Parigi, sostanzialmente alle condizioni americane. Poi dopo il Vietnam del Nord stracciò quegli accordi e il Parlamento a maggioranza democratica, il Congresso a maggioranza democratica, impedì a Nixon di reintervenire. Ma questa è un'altra storia. La teoria del pazzo per portare al tavolo i vietnamiti e fargli firmare l'accordo aveva funzionato. E Trump ha fatto questo con quelle frasi sgradevoli, indifendibili, quella pressione più che massima, quell'inizio di escalation apocalittica, perché ieri aveva già bombardato l'isola di Krak, ferrovie, ponti, quindi ogni teoria del pazzo richiede un minimo di credibilità, ovviamente. Ed è per questo che il regime iraniano è andato al tavolo, anche perché la teoria del pazzo era anzitutto indirizzata a Pechino, ai Dante Causa, al vertice dell'asse del male, no? Alla Cina comunista, che non a caso, secondo molte indiscrezioni di oggi, ha premuto sugli ayatollah e sui pasdaran soprattutto, che ormai sono il vero potere concreto iraniano, per fargli fare quello che avevano sempre escluso, cioè appunto ammettere una tregua e andare al tavolo. Quindi questo è quello che è accaduto fuori dalla bolla. Teoria del pazzo, annuncio della tregua, su pressioni soprattutto della Cina, a cui quella teoria era indirizzata, annuncio di 2 settimane per esplorare un accordo.
E ora fioccano ovviamente le varie agende, ci sono i 10 punti iraniani, 15 punti americani, ovviamente c'è chi dice che Trump accetterà in toto i 10 punti iraniani, ma vabbè, qui di fronte, come dire, al pregiudizio reiterato addirittura sul futuro non si può dire niente. È ovvio che non accetterà mai tutti i punti iraniani, anzi alcune indiscrezioni mostrano il contrario. Ovviamente i pesi anche militari sono lì da vedere. La riapertura di Hormuz è la precondizione per esplorare questo accordo. È tutto da vedere che si arrivi a questo accordo, e non è affatto detto che le 2 settimane servano per poi dare un altro colpo, tra l'altro, un'operazione di terra mirata con quella sparigliata a cui Trump ci ha abituato. Rimane il fatto che sic stantibus, l'orrendo regime totalitario iraniano è stato ampiamente decapitato in tutta la sua prima fascia di gerarchia, anche negli addetti alla macchina repressiva, in tutte le sue figure di primo piano, nei capi dell'intelligence, nelle figure di riferimento del clero sciita e via dicendo. Il programma nucleare è stato riportato all'indietro e reso impraticabile in questo momento. Il famoso scudo missilistico che doveva garantire il programma nucleare è stato in gran parte abbattuto e depotenziato. Il regime è più debole, è meno in grado di esportare terrorismo fuori dai propri confini, perché è dedito a mantenere il potere dentro i propri confini. Sta mettendo una trattativa col grande Satana. Vediamo dove questa trattativa andrà a parare. Non si può dire adesso chi vincerà o chi perderà, una trattativa che inizia in queste ore. Al momento c'è solo la tregua, c'è la tregua che gli ayatollah avevano sempre escluso, e c'è l'ennesima figura di palta degli antitrampiani di professione. Se ne facciano una ragione, una strategia c'è, dei risultati sono stati ottenuti, il futuro è sulle ginocchia di Dio, speriamo non di Allah. Sicuramente noi anche stamattina sappiamo da che parte del campo stare, quella occidentale, quella di Israele, quella degli Stati Uniti d'America. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.